Cominciamo con la 7ª edizione di Mantova Musica, nonostante tutte le difficoltà del momento, siamo riusciti comunque un po' così a iniziare regolarmente e ci piace inaugurare questa stagione, a differenza di tantissime altre volte dove avevamo dei nomi diciamo conosciuti, interpreti di fama internazionale. Stasera avremo un giovane, e quindi è una novità per noi, però un giovane che ha appena vinto il concorso Paganini dopo 24 anni che questo premio non veniva attribuito a un violinista italiano, e quindi è un inizio all'insegna dei giovani talenti e questa cosa ci fa enormemente piacere. Il premio Paganini è sicuramente uno dei concorsi più importanti per violino ed è un concorso emblematico per noi violinisti, perché prende il nome forse dal più importante violinista di tutti i tempi, che era Niccolò Paganini. Per me è stato un privilegio enorme, soprattutto per il fatto che sono il quarto italiano nella storia del premio a vincere questo concorso, quindi è stato un onore ancora maggiore. Partiremo da Bach per arrivare ad Alfred Schnittke, quindi si parte da dove nasce la musica, possiamo dire, e si arriva al Novecento con Schnittke, passando per Paganini e Isaïe. Quindi ci sarà una linea temporale che parte da Bach e arriva a Schnittke. Suono un violino Tommaso Balestrini del 1752, che è stato uno dei più importanti liutai della storia, e mantovano, quindi è tornato a casa il violino. Il resto della stagione sarà ricchissima, 46 eventi fino a novembre, come sempre in varie sedi, dal Bibbiena a Palazzo Te, all'Auditorium, alla Madonna della Vittoria, con varie tipologie di musiche, di linguaggi, dalla classica alla leggera, alla musica tradizionale, popolare, jazz, e quindi un programma molto variegato. Per venire ai nostri concerti, come sempre, è possibile prenotare da noi al nostro numero di telefono 355 566, prenotare i posti. Dalla settimana prossima sarà possibile anche prenotare online sul nostro sito. Ci sono alcune forme di abbonamento: l'abbonamento per i concerti della domenica e l'abbonamento per i 10 concerti delle 18:30, che è una novità, e l'abbonamento per i concerti del ciclo Eterotopie.